Dal quarto video dell'inchiesta del sito Fanpage emergono inquietanti connessioni tra la criminalità campana e il mondo imprenditoriale veneziano. Attimi di tensione nell'ex base di Conetta dove 700 migranti sono al freddo e senza luce da alcune ore. Dopo l'annuncio dell'edizione del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre da parte della regione arriva la marcia indietro, una presa in giro secondo l'esponente dei comitati mestrini Chiaromanni. Orrore a Casella, Santa Maria di Sala, una cagnolina è stata trovata viva, chiusa dentro un sacco e salva grazie ad un passante che ha sentito i suoi guaiti. Un tetto del 30% per la presenza di alunni stranieri nelle scuole veneziane, è stato redatto un protocollo d'intesa tra prefettura, comune e ufficio scolastico regionale, il primo in Italia. Contratto decentrato, ancora nulla di fatto nella trattativa tra comune e sindacati che l'hanno interrotta perché non c'erano più le condizioni per proseguire. Temperature in picchiata e vento freddo, apice in pianura tra lunedì e martedì, ma niente neve, una delle ondate più fredde e più intense degli ultimi 25 anni. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, lo avete dunque sentito dai titoli del quarto video dell'inchiesta del sito Fanpage, emergono inquietanti connessioni tra la criminalità campana e il mondo imprenditoriale veneziano. Questi sono soldi della camorra. Vabbè, non è il problema. Non lo so, io te lo dico proprio. Ci dobbiamo stare attenti. Io ho fiducia, ti ho conosciuto da poco. Vabbè, ma mica li cambiamo noi, li facciamo cambiare. Non lo so, sono affari tuoi. L'ombra della camorra si allunga su Marghera. L'ultima puntata dell'inchiesta della testata online Fanpage sui traffici illegali in Campania mostra una misteriosa donna dall'accento veneto proporre all'ex boss camorrista Nunzio Perella, infiltrato per il giornale, un'area per lo stoccaggio di rifiuti nelle vicinanze del porto commerciale di Venezia. Secondo gli autori dell'inchiesta, la donna avrebbe fatto da tramite per una cordata di imprenditori locali, millantando familiarità con esponenti della politica locale e nazionale. La magistratura deve fare chiarezza perché se ci sono mele marce nel nostro territorio debbono essere individuate. Marghera ha già pagato un prezzo altissimo per i traffici illeciti intorno al porto e al sito industriale, ricordano dal Movimento 5 Stelle, è necessario usare ogni mezzo per impedire infiltrazioni della criminalità organizzata nel nostro territorio. La figura dell'agente provocatore è stata da noi espressamente presentata e proposta in Parlamento nel 2015 e nel 2016. Queste nostre proposte sono state bocciate. L'agente provocatore, come è appunto questo rimedio utilizzato da Fanpage, è utilissimo e serve anche per i reati di corruzione che danneggiano il nostro Paese. Al di là di eventuali aspetti penali, sostengono i grillini, la politica ha il dovere di impedire che Marghera diventi il terminale delle rotte dei rifiuti. Per questo sito il futuro deve essere un altro. Diciamo un no chiaro, un no a nuovi siti di stoccaggio per rifiuti tossico-nocivi a Porto Marghera. Porto Marghera deve essere recuperata, sono già stati fatti dei tentativi in passato anche con l'aiuto e l'avallo della regione e fortunatamente la popolazione si è sollevata contro queste ipotesi, le ipotesi del revamping di Alles e anche altri episodi. E adesso ci spostiamo a Cona dove in queste ore i dipendenti della cooperativa e i richiedenti asilo sono in agitazione perché è saltata la corrente e sono rimasti senza riscaldamento. Ed ora ci colleghiamo subito in diretta telefonica con Franco Maisto della funzione pubblica della CISL. Buonasera. Sì, buonasera, sono ancora qui a Conetta all'interno di un container della base. Ecco, com'è ora la situazione? Ma guarda, abbiamo appena concluso un'assemblea con i lavoratori di oltre 2 ore, purtroppo condita da 2 colpi di scena. La prima, mezz'ora prima che noi entrassimo alle 5, la cooperativa ci ha avvisato che, contrariamente all'accordo fatto in prefettura Padova, non ha disponibilità per poter pagare i dipendenti della base di Conetta, che è l'hub più grande del Veneto, e nemmeno tutti i lavoratori dei centri di accoglienza della nostra regione. Questo ha creato un forte malumore tra i lavoratori che già da 10 giorni attendono gli stipendi che a questo punto non sanno nemmeno quando arriveranno. Ecco, quale Secondo colpo di scena, volevo solo aggiungerle che ci siamo trovati in una situazione di emergenza anche durante l'assemblea perché per oltre 3 ore la base è stata isolata completamente dall'energia elettrica, cosa che qua dicono capita spesso quando piove. Una situazione assolutamente di grande pericolosità perché gli stessi richiedenti asilo fuori rumoreggiavano nelle tende che diventavano sempre più scure al buio.
Ecco, quindi ora però la situazione da quel punto di vista è tornata un po' alla normalità, è ritornata l'energia elettrica? Sì, è ritornata da circa mezz'ora e quindi i richiedenti asilo sono riusciti quantomeno a muoversi all'interno della base, perché c'è stato un momento nel quale era tutto completamente buio e non si capiva più dove erano i container, le tende, e le persone si muovevano effettivamente con le luci dei telefonini. Ecco, un'ultima cosa, adesso invece per quanto riguarda invece la situazione dei dipendenti, quali saranno le vostre... Allora, noi come CISL, la funzione pubblica, abbiamo detto ai lavoratori di stare calmi, domani mattina di assicurare tutti i servizi di gestione per oltre 700 richiedenti asilo, e che domani mattina manderemo d'urgenza una lettera alla Prefettura di Venezia per chiedere la sostituzione dei pagamenti da parte della cooperativa direttamente tramite il Ministero, cosa che avviene negli appalti pubblici, perché è gravissimo che in questo appalto ci sia un ritardo di tale proporzione dopo aver fatto un accordo in prefettura a Padova. Io la ringrazio davvero, poi ulteriori aggiornamenti ovviamente su questa situazione nel corso dei nostri prossimi telegiornali. Intanto andiamo avanti, ed è durato solo qualche ora invece l'entusiasmo di chi spera di votare per la quinta volta sulla separazione di Venezia e Mestre. Sentiamo. Dopo l'annuncio dell'imminente indizione del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre da parte della Regione, arriva la marcia indietro di Palazzo Balbi. Soltanto un'ipotesi, precisa l'Avvocatura Civica in una nota, dovuta alle voci che sono circolate negli ultimi giorni. Una presa in giro, secondo l'esponente dei comitati mestrini Stefano Chiaromanni. Dopo aver detto per mesi che si sarebbe atteso il giudizio del TAR per indire il referendum, ricorda, ora chiedono di attendere l'indizione del referendum per la risposta del TAR. È chiaro che la cosa non ci va bene, si tratta semplicemente di un giochetto per prendere tempo, anche la Regione stessa ha smentito per voce di Zaia che ci sia un provvedimento, e quindi il TAR si è trovato a rinviare sulla base del nulla, sulla base di una mera promessa, e non c'è nulla di concreto per noi. Non è fissata una data, né si è stabilito quando verrà fissata una data. Si tratta di un gioco delle tre carte, sostiene Chiaromanni, che tutti i partiti stanno portando avanti per evitare di fare chiarezza durante questa campagna elettorale. È stata scelta la strada più facile, quella di rimandare dopo le elezioni, quindi tutti i partiti sono lavati le mani, non ci sarà una campagna elettorale in cui potranno prendere posizione sul sì o sul no all'autonomia dei due comuni. Questa però secondo noi è una scorciatoia. Noi vogliamo che la richiesta di 10.000 cittadini trovi spazio, perché la situazione di Mestre e Venezia richiede una pronta soluzione. Speriamo in una risposta da parte del TAR il prima possibile, concludono dai comitati referendari. La nostra è una battaglia di democrazia e la porteremo avanti finché vedremo garantito il nostro diritto di votare. Siamo anche timorosi ormai che la Regione, visto che l'atteggiamento contrario che ha avuto nei nostri confronti, addirittura ci fissi il referendum in data come Ferragosto, Natale o la Vogalonga, pur di metterci in difficoltà. Noi comunque siamo preparati, siamo pronti, vinceremo anche contro tutti questi partiti e questa partitocrazia che vuole andare contro gli interessi dei cittadini di Mestre e di Venezia. E a conferma delle parole di Chiaromanni dopo i tentennamenti della Lega e la netta opposizione del sindaco Brugnaro, si registrano sul fronte dei contrari alla separazione anche le parole del candidato PD Nicola Pellicani. Per risolvere i problemi di Venezia e di Mestre non occorre separarsi, ma restare uniti per ottenere più autonomia dallo Stato centrale. Ne è convinto il consigliere comunale e candidato PD Nicola Pellicani. Io credo che oggi all'ordine del giorno c'è il governo di una grande città metropolitana di Venezia, che comprende la città di Venezia ma va anche al di là dei confini municipali. Oggi nel mondo e in Europa le sfide sono tra città e territorio. La strada, sostiene l'esponente democratico, è quella di una riforma in senso federalista dell'attuale legislazione. Bisogna riformare la legge speciale in chiave federalista, che significa assegnare più poteri agli enti locali, in particolare al sindaco di Venezia, e sperimentare forme di federalismo fiscale, che significa trattenere in città parte di quei miliardi che transitano per la città ma non si fermano a Venezia. Riforma che dovrebbe riguardare la città ma soprattutto il porto, intorno al quale, secondo Pellicani, va costruita una zona economica speciale. Oggi la zona franca di Venezia è un francobollo, poco più di un centro commerciale. Io credo che bisogna espanderla, ma soprattutto bisogna sviluppare una ZES. Orrore a Caselle di Santa Maria di Sale, una cagnolina è stata trovata viva dentro un sacco.
È stata chiusa in un sacco e abbandonata nell'area verde di una zona commerciale a Caselle di Santa Maria di Sala. Se un passante non si fosse accorto dei movimenti e dei pianti di sofferenza di questa cagnolina impossibilitata a liberarsi da sola, la sua vita si sarebbe spenta di lì a poco. Il residente, che ha anche scattato delle foto a testimonianza di quanto stava vedendo, ha chiamato un'amica giunta poco dopo per dargli una mano e una volta aperto il sacco hanno visto uscire la cagnolina con la testa e respirava affannosamente. È stata affidata alle cure del servizio veterinario dell'ULSS, ora sta meglio ed è ospitata dalla famiglia che l'ha salvata, ma con tutta probabilità andrà in un canile dove si spera che qualcuno la prenda con sé al più presto. Se sarà presentata denuncia alle forze dell'ordine, una volta individuato, il colpevole sarà punito dal momento che il maltrattamento di animali è un reato. Tetto del 30% per la presenza di alunni stranieri nelle scuole veneziane. È stato redatto un protocollo d'intesa tra prefettura, comune e ufficio scolastico regionale. È una sfida perché non è assolutamente facile, i frutti li raccoglieremo tra qualche anno, di sicuro non oggi per domani, ma è un lavoro che andava fatto, difficile, impegnativo, che nessuno ha mai fatto in Italia e ci candidiamo a sperimentarlo, a provarlo noi. A partire dal prossimo anno scolastico, nelle scuole veneziane primarie e dell'infanzia, gli iscritti non potranno superare il 40% del totale dei bambini, percentuale che sarà ridotta al 30% dal 2020. Sul tema è stato redatto un protocollo d'intesa. È la prima volta in Italia in cui Comune, Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Prefettura provano a trovare una soluzione al tema dell'eccessiva concentrazione in alcune scuole del territorio di bambini con background migratorio, quindi immigrati, neoarrivati o comunque provenienti da famiglie non pienamente integrate. Ci sono i casi limite in cui si supera la maggioranza di studenti stranieri in una classe e questo crea dei problemi agli stranieri come integrazione, ma anche e soprattutto ai ragazzi italiani, e quindi c'è la fuga da queste scuole degli italiani e il rischio di ghettizzazione di questi plessi. Una decisione presa per evitare un'eccessiva concentrazione di alunni stranieri che diventerebbe penalizzante in primis per loro, per il processo di integrazione. La richiesta principale di questi interventi arriva proprio dalle famiglie di ragazzi immigrati, le quali si rendono conto che in una classe solo di ragazzi del Bangladesh non ci può essere vera integrazione e non fa bene ai ragazzi stessi, quindi è un lavoro che si fa per tutti e credo che se dovesse funzionare a Venezia penso possa essere un modello per l'Italia. Ci sarà un lavoro forte degli uffici comunali, del servizio migrazione per parlare con le famiglie e convincerle a scegliere plessi vicini alla scuola precedentemente scelta. Il provvedimento riguarda in particolare determinati istituti. La zona di Marghera e la zona di Via Piave e Via Cappuccina sono le zone in cui abbiamo registrato i maggiori picchi, su cui ovviamente andremo anche a potenziare i servizi offerti alla scuola, perché più rendiamo attrattiva la scuola per altri ragazzi, più evidentemente anche la concentrazione può essere diluita. Una battaglia toponomastica che negli anni era diventata il simbolo della resistenza degli ultimi residenti veneziani potrebbe alla fine essere vinta. Secondo voci sempre più insistenti tra i corridoi di Cafarsetti sarebbe vicino a una conclusione l'iter per il cambio di nome del Ponte dei Sogattoi, chiamato così da tutti i veneziani ma non dalla toponomastica ufficiale. La battaglia di centinaia di cittadini per rinominare il manufatto era cominciata molti anni fa e nel tempo era diventata il simbolo di chi non si rassegnava a vedere Venezia trasformata in un sito archeologico. Ma le loro speranze si sono sempre infrante contro le resistenze della sovrintendenza, affezionata all'intitolazione storica del ponte a San Giovanni Grisostomo. Ora però le cose sarebbero sul punto di cambiare. Non so nulla di queste indiscrezioni, precisa Matteo Secchi di Venezia.com, associazione di residenti che per prima chiese il cambio di nome. Se dovesse essere vero nessuno sarebbe più contento di noi. Il Ponte dei Sogattoi è un simbolo di un'epoca, l'epoca nostra, perché quel ponte lì si chiama così perché c'era un negozio di giocattoli e poi il fatto che si chiami così che tutti i nomi delle calli e dei ponti veneziani hanno sempre una relazione con la vita, i personaggi e le attività che si svolgevano o che si svolgono, e quindi cioè, Cale del Pistor, Cale del Forno, roba del genere, cioè Ponte dei Sogattoi è perfetto. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Contratto decentrato, ancora nulla di fatto nella trattativa tra comune e sindacati che l'hanno interrotta perché non c'erano più le condizioni per proseguire. Trattativa interrotta. Comune e sindacati non riescono ancora ad accordarsi sul contratto decentrato dei dipendenti. È stata interrotta perché il Comune ha scelto di cambiare le carte in tavola e mettere delle pregiudiziali alla discussione. Noi ci saremmo aspettati che dopo 2 anni lavorassimo tutti nell'interesse comune, cioè fare un passo alla volta. Il primo passo sarebbe stato quello di condividere la distribuzione delle risorse economiche e poi, come abbiamo ribadito anche alle 6 del mattino l'altro giorno in trattativa, era quello di definire un calendario entro il 20 di marzo e non oltre, quindi un tempo breve per chiudere sulle scelte e anche sulle priorità dell'amministrazione e sul contratto normativo. Invece in quel momento ci è stata posta la pregiudiziale di condividere non solo l'ammontare delle risorse economiche ma anche i criteri con cui distribuire i progetti e quindi anche quali settori interessare, quali no e quali progetti trasversali costruire. Ma così non è stato e ora la battaglia è ancora nel vivo. Da un lato il Comune chiede apertura, dall'altro la CGIL risponde. Noi non respingiamo nessuna volontà di discutere, ma noi chiediamo chiarezza. Qui si deve recuperare 2 anni e mezzo di conflittualità e si deve soprattutto superare la scelta dell'amministrazione di sottoscrivere un contratto con la sola CISL, che evidentemente non è soddisfacente per nessuno se siamo qui a discutere. Quindi facciamolo, troviamo una sintesi immediata sulle risorse economiche e diamoci insieme un percorso per costruire le priorità. Se così non fosse, i sindacati saranno costretti a riunire l'assemblea dei lavoratori e con queste modalità, ribadisce Giordano, noi non tratteremo. Domani l'amministrazione ha convocato un tavolo di trattativa, noi non andremo a fare una discussione con questa amministrazione in questi termini, invieremo una lettera in cui chiediamo di sottoscrivere la parte economica per arrivare a un'intesa condivisa, altrimenti se questo non sarà ci appelliamo al sindaco se vuole o meno riaprire la discussione oppure convocheremo immediatamente l'assemblea e decidere come mobilitarsi. Questa è l'ultima occasione per superare uno scontro che va avanti da troppo tempo che non interessa a nessuno. Se l'amministrazione lo vuole perdere si assume le responsabilità. Preoccupazioni in Germania per la scomparsa di 2 minorenni ritrovati sani e salvi a Venezia. Fuga in laguna. Non è il titolo di un film, ma l'idea di 2 diciassettenni tedeschi, un ragazzo e una ragazza, fuggiti di casa. Già da alcuni giorni infatti le autorità del loro paese li stavano cercando su segnalazione delle rispettive famiglie, molto preoccupate per la loro scomparsa, fino a che sono stati rintracciati proprio a Venezia dalle volanti della polizia. Passeggiavano tra le calli e alloggiavano in un hotel di Mestre. È bastata una verifica più approfondita sui loro dati per scoprire che nei loro confronti c'era una denuncia di scomparsa presentata proprio in Germania. I poliziotti li hanno dunque presi in custodia, portati in questura e una volta contattato il consolato tedesco organizzato il loro rimpatrio. Da domenica fino a mercoledì della prossima settimana in arrivo il gelo sul Veneto, temperature in discesa, qualche fiocco di neve anche in pianura. Un'ondata di gelo come quella del 1985 o più recentemente del 2012 in arrivo sul Veneto a partire dal prossimo fine settimana. Un colpo di coda dell'inverno, in ritardo rispetto al calendario, con quella che secondo gli esperti sarà tra le più intense dell'inverno. Freddo siberiano che si farà sentire da domenica, anche se l'apice del gelo sarà tra lunedì e mercoledì prossimi, quando le temperature, secondo l'ARPAV, potranno scendere anche di 10-15 gradi rispetto alla media del periodo. A 1500 metri di quota sono attese temperature mediamente intorno ai meno 12-15 gradi, che in diverse località montane potranno far scendere i valori minimi anche al di sotto dei meno 20 gradi. In pianura le temperature saranno su valori minimi diffusamente inferiori allo zero già da domenica e raggiungeranno i valori più bassi tra lunedì e mercoledì fino a toccare punte intorno ai meno 7-meno 9 gradi. Anche le massime giornaliere saranno molto basse, in pianura resteranno intorno allo zero. Domenica e lunedì poi la sensazione di freddo sarà ancora più forte per i venti nord-orientali che soffieranno sulla nostra regione. Sarà comunque un'ondata senza particolari precipitazioni. L'aria fredda infatti sarà piuttosto secca e quindi niente nevicate abbondanti, anche se nella prima parte della giornata di domenica non si esclude qualche fiocco di neve sulle zone montane e anche e soprattutto sulla pianura meridionale. Ed è proprio tutto da Venezia e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Sarà un'altra giornata caratterizzata da un tempo perturbato sul Triveneto, ancora piogge dunque ma anche neve a bassa quota o fino in pianura.
Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 23 febbraio. Sul Veneto cielo coperto su tutti i settori con piogge e con locali precipitazioni nevose fino in pianura. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 4 gradi, minime oscillanti invece tra 0 e 2 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo risulterà coperto ovunque con piogge e nevicate fino in pianura. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 6 gradi, minime invece di circa 1 grado sopra lo zero. Vediamo infine la situazione anche sul Trentino Alto Adige. Molto nuvoloso anche su questa regione con nevicate fino al piano, maggiori schiarite tuttavia sull'Alto Adige. Uno sguardo anche qui alle temperature. Le massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi invece sotto lo zero, oscillanti tra -2 e -4 gradi. Ecco infine la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, i venti risulteranno forti dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.